Partenza decisa per Daniel Moises Loschi, atleta che abbiamo ricordato specialista della rana, bronzo in categoria estivi di Roma nei 100 e 200, per lui che ha già indossato i colori della nazionale italiana giovanile, colori che ha già indossato anche Davide Casarin. Ha partecipato infatti al Festival Olimpico della Gioventù Europea nella stagione 2011. Per lui il bronzo con la staffetta 4% stile libero e le finali di staffetta, ma anche nella gara individuale dei 1500. Loschi davanti a tutti 56 e 57, Casarin viene in seconda posizione in 58 e 16 e poi Domeneghetti 58 68. Loschi classe 1994, un anno più giovane Davide Casarin, abbiamo ricordato, è stato oro ai categorie estivi nei 400 stile libero, argento ai campionati italiani giovanili di Riccione. Casarin per la medaglia d'argento aveva nuotato in corta 3,55 e 45, l'oro è arrivato dalla distanza più lunga dei 1500. Ancora Loschi a farla da padrone, 1,27,08, Casarin in seconda posizione 1,28,55, Domeneghetti 1,29,28 ancora in terza posizione. Siamo a metà gara con Loschi davanti, Casarin che insegue 1,57,53, 1,58,61. A poco più di un secondo c'è Casarin in seconda posizione, in terza ancora Domeneghetti. Primato della manifestazione 3,48 e 30 di Federico Colbertaldo, che detiene anche il primato regionale di 3,45 e 74. 47 centesimi di svantaggio per Casarin, che sembra rientrare in questa seconda parte di gara. Ancora al comando Loschi con 2,28 e 26. Domeneghetti resiste in terza posizione. Per la categoria junior il primato italiano, o meglio la miglior prestazione tecnica di specialità in vasca corta, è di Alessandro Cuoghi, 3,45 e 26. Attenzione al sorpasso, Casarin si porta al comando, 2,58,54 per lui, Loschi 2,59,26, Domeneghetti 3,02,86. Eclettico Davide Casarin ai categoria estivi, oro nei 400, argento nei 200, bronzo nei 1500 stile libero e 200 farfalla. Ai giovanili di Riccione, oro nei 1500, argento nei 400 stile e 200 dorso e il bronzo nei 200 farfalla. Dunque un atleta ben capace di nuotare nelle varie specialità. Ancora leader all'ultimo passaggio effettuato 3,28,42, era quello dei 350 metri, Loschi 3,30 e 31, Domeneghetti 3,34 e 12. Francesco Pellizzari aveva nuotato 3,33 e 14 ai 350 e intanto Casarin che va alla conquista della vittoria dei 400 stile libero junior, 3,58,46. Daniel Moises Loschi chiude secondo in 4,01 e 29, poi Domeneghetti fa meglio per pochi centesimi di Pellizzari che chiude quarto, Domeneghetti è terzo, 4,04 e 30, dunque Pellizzari